Antonio Carta, intanto la COS parla nuovamente di Serie D perché è stata una estate infinita che vi ha portato a retrocedere in eccellenza ma a riprendere la Serie D con il ripescaggio, quindi prima gara ufficiale a Budoni 3-1, ma al di là del risultato della sconfitta, squadra nuova, qualche assenza, tanti cambi, quali sono gli aspetti positivi? Niente, gli aspetti positivi sono che una gara che purtroppo è stata compromessa da due distrazioni, a mio avviso, all'ultimo secondo del primo tempo e al primo secondo del secondo tempo, e quindi un po' ha segnato la partita in questo senso. Peccato anche perché poi i ragazzi sono stati anche bravi a cercare di rimetterla su, perché abbiamo avuto la palla del 2-2 e poi è venuta la palla del calcio di rigore che ha sancito il risultato sul 3-1. Peccato perché su quella punizione, che poi tra le altre cose avevamo provato anche in settimana, lo schema è praticamente riuscito al 99%, perché Sergio Nurchi per un millimetro non è riuscito a fare il tap-in e mettere la palla in rete. Peccato, però ci sono state delle belle situazioni, abbiamo visto all'Opera finalmente in una gara ufficiale i nuovi arrivati. C'è lavoro da fare perché abbiamo iniziato un tantino in ritardo, perché aspettavamo tutti quanti questa bella notizia. La notizia è arrivata purtroppo per regolamento solo il 31 luglio e quindi ci ha costretto in fretta e furia a riorganizzare il tutto, perché la squadra era organizzata per fare il campionato di eccellenza. Quindi niente, calcio d'agosto, e a mio avviso ci sono delle belle basi per fare un buon proseguo di campionato. Tanti acquisti, e tra gli acquisti alcuni ritorni, uno su tutti Nurchi che si ripresenta con un gol. Bentornato anche a Sergio. Assolutamente sì, anche perché non ha perso il vizio, per cui bravi noi a ricoinvolgerlo nel nostro progetto. Siete arrivati con delle assenze sicuramente appunto dovute alla preparazione, mancava Piredda, Floris, Sarrizzu, il difensore argentino Mantia. Avete buona scelta, state ancora cercando di chiudere questa rosa? Sì, ad onor del vero le ultime assenze di Mattia Floris e di Sarrizzo sono venute in settimana, per cui abbiamo dovuto correre ai ripari in fretta e furia. Già il tempo era poco, in più si sono aggiunte queste due nuove assenze, però devo dire che chi li ha sostituiti degnamente e non li ha fatti certamente rimpiangere. Tra le tante novità poi c'è anche il rinnovo del parco fuori quota, si sono visti alcuni giovani molto interessanti e poi è esordito il portiere Loddo. Sì, tra le assenze dobbiamo considerare anche l'assenza di Sasha, che ormai è il nostro portiere da 2 anni. Questo è il terzo campionato che lui farà ed è un 2008. Ma Ettore oggi Loddo non l'ha fatto certamente rimpiangere, era un po' emozionato, come giusto che sia, a una gara di esordio con i grandi, però penso che tutto sommato la sua parte l'abbia fatta. Vi potevate conquistare un'altra gara ufficiale, ma comunque voi avete tanto da fare in preparazione, adesso puntate dritti all'esordio in campionato, il latte dolce come l'anno scorso. Assolutamente sì, anche perché sarebbe stato un doppio confronto latte dolce e latte dolce, per cui l'abbiamo evitato, ci prendiamo lo scontro in campionato e speriamo vada un po' meglio dello scorso anno, dove avevamo iniziato con un pareggio in casa. Però ripeto, questi 15 giorni che mancano alla fine del campionato serviranno per rodare ancora meglio gli ingranaggi, sperando di recuperare al più presto chi oggi è stato assente. Antonio, cosa vi ha insegnato il campionato scorso? Perché hai ricordato la gara che state anche vincendo fino al 96esimo e poi da lì sono nati diversi problemi, non riuscivate più a vincere, il cambio dell'allenatore, il ritorno di Francesco, questi play-out agguantati che poi sono serviti anche per il ripescaggio. Sì, però ripeto, la scorsa stagione è stata una stagione anomala, è iniziata male perché probabilmente alcuni acquisti che avevamo fatto e che nei nostri pensieri dovevano dare un contributo importante, purtroppo non sono stati coinvolti. Mi riferisco a Marcos Sartor, che insomma sono io che devo spiegare la forza di questo giocatore. Purtroppo è capitato l'anno che non gliene andava bene una e non è riuscito a giocare. Poi abbiamo avuto lo stesso una stagione tribolata di Marco Piredda, che è un altro nostro uomo molto importante, e niente, una serie di circostanze ci ha portato poi a lottare sui bassi fondi, ma devo dire che in una certa parte del campionato stavamo anche venendo fuori bene. Poi situazioni di infortuni sempre, di assenze per squalifiche ci hanno un po' penalizzato.
devo dire che l'insegnamento della scorsa stagione è che mai devi dare per scontato niente in questo campionato di Serie D, per cui ci dobbiamo mettere di gran lena subito, rimboccarci le maniche e lavorare tanto in settimana per poi riproporci alla grande la domenica. Grazie Antonio, in bocca al lupo per la Crepi il stagione. lupo.